Mamma mia ragazzi, dico solo questo, mamma mia ragazzi, che partite, questa finale ci sta regalando delle partite allucinanti e questa partita è la riprova che gli scacchi sono per gran parte anche un gioco psicologico. Andiamo a vedere questa partita, Ding contro Nepo. Questa volta era il turno di Ding che aveva il bianco che per pareggiare i conti aveva l'obbligo di vincere. E cercando di vincere a tutti i costi si rientra qui in una nizzo indiana, ma andando un pochettino velocemente si rientra in una struttura di pedoni che poi porterà... Ecco qui, questa struttura qui di pedoni, sono andato velocemente ma ritorno indietro. Ti ricorda per caso la partita 4? Questa è la partita 4. Guardiamo un pochettino. Eccola qui. La stessa identica struttura di pedoni. Probabilmente Ding ha detto questa struttura mi ha portato bene, questa apertura sono comunque riuscito a vincerla, perché non riprovare? Ma torniamo indietro, analizziamo più lentamente. Ok, qui nella Nizzo indiana, che è una delle difese ritenute più potenti contro il gambetto di donna, l'idea è quella di sacrificare subito l'alfiere. È vero che si dà un alfiere per un cavallo, ma in cambio si è rovinato la struttura pedonale al bianco. Ora il bianco ha vari modi per giocare, ma uno dei modi più forti è sicuramente quello di giocare per la spinta al centro. Quindi E4. E4 si può organizzare con F3 e E4. Altro piano molto interessante che ho visto giocare in alcune partite è subito la spinta del pedone G4. Visto che qui questo pedone non è catturabile, si può provare subito a spingere fino a G5, far uscire la donna, l'alfiere, attaccare su H7. Insomma, è un piano, sono piani tutti molto interessanti. D6 per il nero, cavallo in E2, giustamente se si vuole fare il piano con la spinta E3, ma ce la posso fare oggi, F3 E4, il cavallo non si mette in F3 ma si mette in E2, il cavallo viene riposizionato in G3, torre A2, e questa mossa è fuori dalla mia comprensione, però è la terza suggerita dal motore, credo che siamo in piena teoria, ma non capisco, forse è tra virgolette una perdita di tempo per non sviluppare subito questo alfiere, non lo so, aiutatemi, scrivetemelo qui sotto nei commenti per cercare di capire perché torre A2. Faccio veramente fatica a capirla. B6, arriva finalmente la spinta in E4, l'alfiere o viene messo in B7 o in A6, in A6 fa questa pressione su questo pedone e quindi ne consegue che questo alfiere dovrà sempre rimanere alla guardia di questo pedone, altrimenti cadrà. Alfiere G5, si minacciano ora spinte in E5 con perdita del cavallo perché c'è l'inchiodatura e adesso questa partita è una successione di mosse col punto esclamativo o doppio punto esclamativo. H6 per chess.com, questa è una mossa da punto esclamativo. H4, anche questa sicuramente non è da meno. Questa viene chiamata la trappola della canna da pesca. L'idea qual è? È che se il nero va a catturare questo alfiere, io ricatturo col pedone, libero la colonna H, una volta che il pedone sarà in G5 minaccia il cavallo F6, difensore, grande difensore dell'arrocco, e una volta in cui il cavallo sarà andato via, io arrivo con donna H5, batteria su con la torre e faccio scacco matto. Quindi tutti sanno che questo alfiere non si può prendere, è una trappola a tutti gli effetti. Ma che cosa gioca Nepo? H per G5. Conosce per caso la confutazione della trappola dell'esca? Della canna da pesca? Oggi sono più dislessico del solito. H per G5. Attacco su questo cavallo che deve andare via. Dove andrà questo cavallo? Da nessuna parte, perché se il cavallo veramente va via, noi sappiamo che la partita finisce in vari modi. Arriva così e se il re vuole provare a scappare da questo punto qui, ora se andiamo subito a dare scacco lui può scappare e si crea la via di fuga, ma in questo modo c'è il matto forzato. Quindi praticamente non si può andare via con questo cavallo, motivo per cui Nepo gioca G6. A questo punto G per F6, il Ding si riprende il pezzo, donna per F6 e attenzione che ora il bianco è in una posizione non facile, non ha arroccato, probabilmente non ha intenzione di arroccare perché c'è la colonna H aperta e sarebbe veramente un peccato arroccare, però la posizione non è facile, c'è pressione sul centro, ci sono i pezzi del nero che sono pronti ad aprire la posizione, le torri a mettersi sulla colonna E, quindi non è una posizione facile. Valutazione del motore, puoi vedere qui a lato alla barra, è 0-0, cioè situazione di parità, ma
non è facile. E5. Oh, questo è un sacrificio di pedone per D per E5, viene giocata. In questo modo la colonna E viene assicurata chiusa per il re. Questo è stato un sacrificio allucinante. D5, l'idea è quella di creare un pedone passato e chissà di riuscire a supportarlo, magari anche con torre D2. In partita viene giocato cavallo E7. Una possibile variante era cattura di pedone, giusto? Sì, cattura di pedone. Mossa intermedia, alfiere per alfiere, re e non torre, perché la torre deve rimanere sulla colonna H, e a questo punto cavallo A5. Questa era una possibilità. Il cavallo impediva ovviamente di rafforzare il centro con C4. Ma la partita non è andata così. Su D5 Nepo gioca cavallo in E7 e adesso arriva D6. Ding ha le intenzioni chiare. Quel pedone io prima o poi lo voglio portare a promozione. Cavallo F5, attenzione che il cavallo arriva qui e ora possibilità di più attacchi su quel pedone. Domanda, quel pedone è più forte o è più debole? Cioè il bianco riuscirà a tenerlo o sarà il nero che riuscirà a papparselo prima? Arriva cavallo in E4 tenendo il pedone, attaccando la donna. Donna in D8, c'è bisogno di un pezzo che blocchi l'avanzata di questo pedone. E adesso arriva la mossa donna D3. L'idea è molto semplice, è quella di dare scacco matto. Re G7, trovato l'antidoto perché adesso ti metto la torre e ti chiedo il cambio di torri. E se arrivi subito con la regina, comunque ti metto la torre qui. G4, che posizione per il bianco. E ora qui il cavallo sembra che non abbia tante case. Qui mi sembra ovvio che non può andare, qui non può andare. E se va qui forse arrivano mosse di questo tipo, non lo so. Cavallo in H6 tra l'altro non lo vedo particolarmente bene. E qui Nepo trova una mossa incredibile. Da notare il tempo, 1 ora e un quarto per Nepo, 38 minuti per Ding. Hanno differenti modi di gestire il tempo. Nepo muove molto velocemente, Ding è molto emotivo, si vuole assicurare che tutte le mosse e i suoi calcoli siano corretti prima di muovere e sta giocando la sua prima finale del campionato del mondo FIDE, mentre Nepo è la sua seconda. Ormai Nepo è un veterano, come quelli bocciati che rifanno le classi più volte, ormai so già come funziona. Arriva alfiere B7, mossa da 2 punti esclamativi. In partita viene giocata torre H3, perché il bianco non poteva semplicemente prendersi un pezzo, perché il nero se lo sarebbe ripreso. Per esempio, cattura, ora si cattura con questo pedone, no? E si gioca sull'inchiodatura. Semplice. Se donna H3 intermedia per cercare di dare qualche problema, si stoppa con anche... qui dice subito addirittura... dice subito alfiere E4, anche torre H8 sembra interessante, ma in effetti questa è più interessante. Dopo qualsiasi scacco in H6 o in H7 c'è il rifugio in F6 e qui il nero sta bene. Motivo per cui in partita viene giocato torre H3, il cavallo ora è ancora sotto, il cavallo va in H4 tenuto questa volta dalla regina. G5 per interrompere la comunicazione fra i due pezzi e arriva alfiere per E4, mossa intermedia e ora cavallo in F5. Il cavallo qui ora sta molto bene ed è un difensore del re. Da notare la barra, come è cambiato il gioco dopo queste situazioni qui, perché adesso arriva a torre D2 e questo pedone è davvero molto forte, ci sono tante possibilità pratiche per il bianco per giocare, per tenere il pedone su D7, insomma la partita è nelle mani di Ding che sta per prendersi il suo prossimo punto. Arriva torre H8 cercando di semplificare un po' in gioco e D7. Qui sta per arrivare una regina, forse questa non era la mossa più precisa ma probabilmente quella più umana possibile. Torre D8 bloccando e arriva cattura del pedone con scacco. Il re deve andare in H7, posizione terribile per il re nero, il re di Nepo, e adesso arrivano delle ripetizioni. Tu sai che i giocatori devono cercare di ambire di arrivare alle famose 40 mosse, poiché al superamento della 40esima mossa viene loro aggiunto del tempo sull'orologio. Quindi arrivano una serie di ripetizioni, tra l'altro ogni volta che ripetono hanno 30 secondi di incremento, quindi va bene, e alla fine arriva donna in C7, con idee di iniziare subito a papparsi questi pedoni e chissà di creare un fratellino pronto all'avanzata. Donna in H4, qui Nepo in 3 minuti da 27 minuti gioca donna H4,
si prende questa grande responsabilità. C'è la torre sotto. Che cosa ha visto Nepo? C'è una torre sotto, il motore dice più 7.33, Ding deve prendersi questa torre. Il problema qual è? Quando un giocatore da 2800 punti, ossia Nepo, ti lascia una torre, ti regala una torre così e ti gioca in 3 minuti una mossa di questo tipo, o è un genio che ha calcolato bene tutto o è un grande bluff. Ding però l'ultima partita l'ha persa per il tempo. Ding è un giocatore sicuramente più emotivo mentre Nepo è più scafato e quindi ha giocato il tutto per tutto, perché qui il motore consiglia una mossa come donna F8, ma il nero qui avrebbe rinunciato a qualsiasi tipo di controgioco giocando sempre in difesa. Con questa mossa all in, vediamo cosa succede. Ding a 24 minuti ragiona e gioca re di 1. Re di 1. Perché ha giocato re di 1? Avrà visto qualche scaccomato, qualcosa del genere. Aiutiamoci ovviamente con l'aiuto del motore a capire come sarebbe potuto andare. Il motore ovviamente non ha emozioni, il motore non sta giocando una finale mondiale, quindi il motore dice prendi la torre, poi vediamo cosa succede, ma secondo me il bianco sta bene. Un giocatore che sta giocando per il titolo mondiale è un'altra roba. Qui, in caso di cattura, sarebbe seguito lo scacco e ora il problema è che se ti pari d'alfiere ti arrivano magari perpetui di questo tipo qui e se ti pari di torre ti arrivano scacchi di questo tipo qui. Ora è molto più probabile che il bianco si sarebbe protetto con la torre, scacco e il re va in D2, giusto? E allora poi ti arriva un altro scacco e il re cos'è? Sale, va giù? Se sale, dove sale il re? Fa fatica, se va in D3 arriva lo scacco in B1, scacco in B1 con attacco doppio su re e alfiere. Secondo me è molto difficile da visualizzare, e capire come andrà a finire. È probabile che il nero riuscirà a papparsi un po' di materiale, un po' di pedoni e magari anche l'alfiere, però tieni conto che il bianco è ad una mossa dallo scacco e promozione, pedone sostenuto dalla donna, quindi qui solamente calcolo bruto, bisogna calcolare. Vediamo come sarebbe potuto andare. Torre davanti, scacco di donna, il re esce alla scoperta, scacco di donna. Ovviamente se si va indietro arriva la ripetizione di mosse. Scacco di donna, attenzione come dicevamo, attacco doppio. Il re si deve togliere o deve essere protetto. Cattura con scacco, era difficile calcolare tutta questa continuazione. Scacco, il nero si prende tutti sti pezzi e dopo scacco ovviamente questo pedone non è realmente in presa perché è difeso e dopo finalmente re in B1, donna F1, re B2 sono finiti gli scacchi per il nero e qui nulla avrebbe vietato questa successione di mosse. Qui la partita era vinta 100% per il bianco. Tuttavia sono quante mosse sono? Dalla 32esima alla 40esima sono 8 mosse, ossia 16 semimosse, tutte le migliori da calcolare anche per loro, non è facile. Con magari 25 minuti sull'orologio non è facile. Motivo per cui Ding decide di non rischiare e non si prende la torre, ma gioca re di 1. E a questo punto la situazione va in parità. La barra è completamente scesa, si pappa la regina questo importantissimo pedone, re C2, donna in E7, alfiere G2 cercando di posizionarsi in C6 sostenendo sempre questo pedone, blocco da parte dell'alfiere, arriva cavallo in H6, Ding si prende un ottimo pedone, cavallo G4, attenzione che arriva alfiere F3 e su questa mossa, signore e signori, qui arriva un'altra mossa geniale, un'altra mossa decisiva, un altro bluff, arriva cavallo per F2 di Nepo, ma che cosa non vediamo? Che cosa non vediamo? Potrebbe essere che il nero reputa più importante questo pedone che il proprio cavallo? Che cosa non vediamo? Ovviamente ora c'era il cavallo sotto, no? E giocare una mossa come cavallo F6, anche questa era assolutamente da escludere, il cavallo era troppo passivo. Nepo ha deciso di giocare cavallo F2, che tra l'altro è la prima mossa consigliata dal motore. Questi giocatori sono veramente dei motori. Viene giocata, Ding dice, un alfiere, un cavallo è sempre un cavallo,
e ora arriva E4, sostenuto dalla donna. L'alfiere si deve togliere e se si toglie l'alfiere arriva F5. L'idea quindi di Nepo era quello di sacrificare un cavallo, magari appena possibile mi prendo questo pedone, ma soprattutto avrò 3 pedoni passati che secondo i calcoli di Nepo saranno più forti di questo alfiere. Vediamo se è vero. Torre in E2 giocando sull'inchiodatura, ma adesso arriva F5 e ora bisogna fare particolare attenzione. Facciamo un conto del materiale, abbiamo 3-4 pedoni, questi 2 pedoni ne valgono uno solo, quindi contiamone uno solo. Abbiamo 3 pedoni per il bianco contro un 2, 3, 4, 5 pedoni. Questo pedone credo che a breve verrà forse catturato e la situazione è grigia. Se qui il bianco perde quel pedone, questo alfiere sarà tagliato fuori dal gioco. Donna per B6, torre. E qui arriva donna B8. Donna D6 chiedendo il cambio e ora la partita è completamente in parità. Ci sono questi 3 pedoni che sono troppo forti. Prima o poi il bianco dovrà sacrificare almeno per 2 pedoni. Alfiere per 2 pedoni e riportiamo la partita in parità. Attenzione che ci sarà sempre un pedone passato. È arrivata subito alfiere per E4, torre, Re F6, torre 8 e qui i giocatori si accordano per la patta poiché ritengono che questo pedone e questo pedone non siano poi così pericolosi. Il motore dice 0-0-0, parità totale. Insomma, abbiamo visto scintille, colpi di scena, partite che si sono ribaltate, proprio come succedono nelle partite tra noi amatori. Una mossa prima è meglio il bianco, la mossa dopo è meglio il nero, la mossa dopo ancora meglio il bianco. Questo è il bello degli scacchi, che prevede sempre una certa imprevedibilità e anche una buona dose di nervi saldi che Nepo ha avuto e Ding che non ha avuto il coraggio di osare e cercare di andare in complicazioni. Bene. Vi teniamo sempre aggiornati su questa finale che ci sta veramente entusiasmando tutti. Ci vediamo alla prossima. Ciao!